Allora, una summer school che mette tema architettura e paesaggio al centro con il coinvolgimento della bonifica, qual è stato l'obiettivo di questa collaborazione con UAV? Questa collaborazione è nata da alcune riflessioni che abbiamo fatto negli ultimi anni visitando alcune opere anche all'estero di nuovi edifici di bonifica che ci hanno portato a fare alcune riflessioni sulle opere di bonifica che erano state fatte nel dopoguerra e a valutare il loro inserimento nel paesaggio, perché queste opere hanno certamente cambiato il paesaggio, perché la bonifica ha modificato e trasformato il paesaggio è così grazie alla bonifica, però a volte questi manufatti fatti per essere funzionali abbiamo avuto il dubbio che non si inserissero poi così bene nell'ambiente. E abbiamo fatto un primo convegno a Cave Dramin ragionando di questo anche con l'università e poi abbiamo deciso di proseguire, visto il risultato positivo di quelle riflessioni, organizzando questa Summer School per valutare concretamente alcuni casi che sono stati proposti dai consorzi di bonifica per poter vedere che soluzioni, come potevano essere modificati, maggiormente integrati e eventualmente anche per le nuove opere diversamente progettati. Un appuntamento che parla agli studenti e ai giovani, quindi anche una volontà di aprire nuovi spazi per il futuro professionale di questi ragazzi. Sì, anche per questo è un'opportunità che si è voluta dare proprio anche agli studenti di valutare queste cose e di valutare magari anche interventi che non si immaginano, perché la bonifica effettivamente è una cosa che è rimasta fino ad oggi sempre per gli addetti ai lavori, è una cosa non conosciuta. La gente se ne accorge quando succede qualcosa di negativo, qualche allagamento o cose del genere, diversamente lavora sotto traccia. Invece noi abbiamo proprio la necessità e il desiderio di essere sempre più aperti e che le cose che facciamo siano conosciute e di avere anche la collaborazione da parte del mondo esterno, in particolare dei giovani. Un'esperienza positiva, vi augurate di proseguirla? Speriamo che sia possibile proseguirla. Siamo riusciti a farla con risorse molto modeste tra l'Unione Bonifica e l'Associazione Dirigenti e speriamo e l'Università ovviamente che ci ha messo molto del suo, speriamo di poterla proseguire valutando anche altri siti e verificando possibilità appunto di collaborazioni future.